Siu Stefano Martini de Pontbernard, nel comune di Peropurg, e per tanti anni mi sono interessato a lavorare per l'Ecomuseo della Pastorizia. Di anche gli ecomusei sono nasciuti nella legge 31 del 95, ma il nostro è nasciuto un po' di anni, è nasciuto negli anni 80, quando si siamo adunati che la feo, la nostra feo, era un cammino a sparire. Era stata in crusea con le feos di altre razze e pian pianete la feo sambucano si sparisce completamente. Avevamo proposto un consorzio e il consorzio l'avevamo chiamato l'Escarun, che in nostra lingua vuol dire un piccolo gruppo di feos. Il consorzio, l'Escarun, ha cominciato a lavorare per vedere la recuperare, la salvare. Una delle iniziative che abbiamo fatto è stata quella di un centro di selezione. Nei stabi, e venivano buttati i maschi più belli di razza, sambucano. Tutto un grosso lavoro. Di primo venivano donati agli allevatori e ai pastri che dovevano buttare meno troppo e dovevano più buttare da altri maschi. Quello è stata un'iniziativa importante e è quello che pian pianetto hanno cominciato a preparare l'Ecomuseo della Pastorizia. Ma di un momento tempo abbiamo cominciato a lavorare nell'Università di Aix-en-Provence. Abbiamo cominciato a lavorare di ricerca, io ero un giovane che faceva una tesi sull'emigrazione, ma sui pastri che avevano lasciato questi svalati per andare in Francia, e pian pianetto fa un grosso lavoro che ci ha permesso da un lato di fare una bella mostra e dall'altro di pubblicare un libro che è La Ruto. In un momento tempo è nascita la legge degli ecomusei, la 31 del 95, e noi a quel punto ci siamo adunati che avevano un ecomuseo. Nelle paste, lavoravamo nelle scuole, lavoravamo un po' tutti per valorizzare quel bel patrimonio culturale che sviluppa all'attività delle sfere. La mostra che ha due temi. Un è quello del recupero della feo sambucano, i lavori che sono stati fatti, tutte le vecchie tradizioni e tutto questo. L'altro tema è quello interessantissimo, importantissimo, della ruto, far la ruto, che vuol dire sarebbe lo viaggio che le feos facevano, le feos merinos francesi, facevano da Arles, dalla Croix, dalla pianura della Croix, facevano per arrivare ici di nostri svalados. Una tradizione viejo, XV secolo. No? E chi è che faceva quel viaggio nelle sfere, che durava mai di 20 giorni, 25 giorni? La ruta era fatta dagli uomini di montagna, delle svalados, del nostro svalato, della Valle Sturo, ma delle svalados vicine, della Val Mairo, della Val Grano. E è stata fatta per tanti secoli. Quando si arriva al 1900, l'emigrazione era anche dell'inverno. Si stava d'inverno e prima di stare si veniva a lavorare ici, e invece ha cominciato a essere per sempre, per tutto l'anno. Andavano lì e stavano a valle, avevano comprato le bergerie, come di un'elis, avevano comprato un baron de feos e stavano a valle. Era
la ruta se fai più fino ad arrivare in Italia, ma questi continuano a avere le smigioni, a venire qui e a parlare il nostro lingua. Io in picciotto caseificio e in altro laboratorio qui da Pe lavoro la carne delle sfeos. De sobre io l'oste. Tutto ciò va in conto di din in percorso. Questo locale si sta dividendo in amande locali e da questi in caro euro a cui in Caire sta pian pianetto il lavoro di recupero della FEO. Per esempio è nasciuta una cooperativa perché quello di prodotti antacà insomma a donare dei buoni risultati. Beh, c'era io che fosse una cooperativa che vendesse niente. È nasciuta una cooperativa che esiste in Cairo, che funziona in Cairo, che è l'Ubar Masete. L'Ubar Masete picciotto barmo, no? Picciotto barmo, che è lo barmo di los barricados, che in italiano è il giardino della regina Giovanna d'Angiò. Sia a Pontbernard, il paese è buttato proprio alla pe delle barricados. Una ruaccio dreccio e lungo che barola la Valado, ma che di un mesmo tempo ha una tradizione proprio bella, che è quella della Reinogiano. La Reinogiano passavo uscì di nostro Valado, calavo dalla Provenza e andavo a Napoli e quando passavo uscì avevo le nemiche che li curivano a preso. Li curivano a preso e noi non arrivai di una barricata a usare la testa e a visto il giardino, a visto in giardino, a visto il bar Masette. E a dire, oddio, può essere a perché qui finisce che questi qui mi arrivano a preso e mi fanno fuori. E se sentivo a usare, e si arriva a e si sta una settimana a avevo rende a mangiare, ma si sciù una pianta di pomme, si può mangiare, e più presto torno a ripresa via e si avanti.